Sulla crisi industriale che ha colpito il Nuorese, in particolare sulla situazione che si registra a Nuoro a Pratosardo, interviene l'APAN, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese della Sardegna, che ha scritto una lettera aperta all'assessore regionale all'industria Maria Grazia Piras. Sono sotto gli occhi di tutti le situazioni drammatiche che stanno vivendo già da tempo le aree industriali di tutta la Sardegna, ma nessuno si preoccupa di denunciare la profonda crisi che sta attanagliando la zona industriale di Pratosardo, come se tutto stesse procedendo per il meglio, scrivono Enrico Devoto e Gianfranco Seddone, rispettivamente presidente e direttore dell'associazione. Nella lettera si sottolinea come la situazione a Pratosardo sia catastrofica. Dei 280 capannoni, una volta fiorenti, ne rimangono in attività meno del 50%, sottolineano Devoto e Seddone. I rimanenti, ormai deserti e chiusi, sono circondati da sterpaglie in stato di completo degrado. Ai lati delle strade extra large, ma completamente dissestate, continua la lettera, si possono comunque ammirare file lunghissime di lampioni che ogni sera illuminano persino i lotti invenduti, che sono ben 61. Quanto alle prese superstiti, stanno faticosamente andando avanti esclusivamente con le proprie forze, si legge nella lettera, visto che il loro punto di riferimento, il consorzio ZIR Pratosardo, è stato soppresso in base alla legge regionale del 5 marzo del 2008. Ma è ancora inspiegabilmente in fase di liquidazione. Questo nonostante i termini concessi dalla Regione e dalla Commissione europea fissassero la scadenza al 31/12/2012. Ormai siamo alla soglia del 2015 e di quel formale impegno si sono perse le tracce, sottolineano Devoto e Seddone. Di fatto il consorzio è sempre al suo posto. Tra le lamentele degli operatori, il fatto che gran parte degli appalti interni vengano aggiudicati ad imprese esterne. Il consorzio inoltre non sostiene gli operatori davanti alle criticità, quali ad esempio i tributi locali che vengono pagati sia al Comune di Nuoro che allo stesso consorzio. L'APAN Sardegna chiede un incontro urgente tra l'assessore Piras e gli operatori di Pratosardo al fine di conoscere le motivazioni di questo ritardo nelle procedure liquidatorie.